i fare una festa, quando cardino, canta senza, tiene una signora un po' la finestra, e poi da faccia tu che sto gira, a raccogliere ciurette nel nido con me, rose, cambia di rose, ma tiene mente e fai una pizza rita, tu guarda e penso io che ti sposa, tu guarda e penso io che ti sposa. Ho vinto un'ora con un sospiro, a pannellata e dice buonasera, guarda scura, ma guarda ancora, e te ne vai a dormire con tanti all'era. Fuori al balcone mio sotto la frescura, ma addormentando da te in braccio a me. Rose, cambia di rose, ma tiene mente e fai una pizza rita. Tu guarda e penso io che ti sposa, tu guarda e penso io che ti sposa. Bella cianciosa, che paravita, poi io renegata donga mi lavata, va saccusa, va sguattesa, poi scuornata fai lo stiamore tratta, e poi mi ricerca una vita, e mascolile a razzomigliate, rose, cambia di rose, ma tiene mente e fai una pizza rita. Tu guarda e penso io che ti sposa, tu guarda e penso io che ti sposa, rose, cambia di rose, ma tiene mente e fai una pizza rita. Tu guarda e penso io che ti sposa, tu guarda e penso io che ti sposa. Sì, ma eccoci qua. Io ti devo fare qualche domanda, perché tu quanti anni hai? 28. 28, sei quindi giovanissima. Come mai questa scelta di canzoni di un classico napoletano, quindi la ricerca di canzoni di un certo tipo, di antico, di un certo tipo abbastanza vecchie, diciamo, con autori così particolari come questa da parte di una giovane napoletana che invece poteva benissimo riferirsi a Pino Daniele, Teresa Di Sio ed altri grossi nostri cantanti napoletani? Come mai questa scelta particolare, direi? Perché mi hanno sempre appassionato le canzoni classiche napoletane e i loro autori. E quindi in effetti ho fatto uno studio proprio particolare su questi brani e in modo da interpretarli, penso, nel miglior modo possibile. Questo sicuramente. Un'altra piccola domanda. Lo studio, hai parlato di studio, quindi è sicuramente difficile perché bisogna riportarsi al vecchio modo di cantare, questo tipo. Ecco, io ho sentito anche delle canzoni antiche, devo dire che è molto difficile perché il loro modo di esporre la voce, di dare la voce, il loro modo di gestirsi la canzone era molto particolare. Come hai avuto questo primo approccio a questo modo di studiare la canzone napoletana antica? Ti è stato facile, difficile? No, non è stato difficile perché in effetti già conoscevo come bisognava cantare in quanto mio padre cantava già questi pezzi. Ecco, quindi è una cosa familiare. Sono stata portata guidata, fino a piccola, esatto, quindi non c'è stato.